Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo, ancora qua a Rovigo. Buongiorno, grande professor Maggi. Ancora a Rovigo, il tempo è, come si dice in italiano soffisticato, uggioso. Sì, però io penso, come abbiamo già detto la volta scorsa, sono gli ultimi sì, dello sprizzetto fuori. Tra poco entreremo dentro e facciamo lo sprizzetto dentro. Indoor. Bello. Lo sprizzetto indoor. Con la tristezza dell'inverno. Mamma mia, però sai, almeno ai miei occhi l'inverno, l'autunno e poi l'inverno hanno degli aspetti belli, nel senso che stai in casa, rifletti. Sarà che a me piace leggere, però insomma. Sì, l'inverno c'è il suo fascino, l'autunno ancora di più. Ma l'estate. Cosa c'hai qua? Guarda, volevo mostrare ai nostri. Dovremmo mettere la sovraimpressione come striscia la notizia, informazione letteraria. Però. Sì, Rovigo, questo è un libro presentato da due ex balli amministratori, Edo Boldrin e Giulio Caserotto, rispettivamente sindaco e vice sindaco per 10 anni, dal 94 al 2004, a Badia Polesine. Hanno presentato questo libro, c'erano più di 150 persone alla presentazione del libro. Il teatro, nonostante ne tenesse 400, sembrava pieno, ed è la storia, la memoria politico-amministrativa di Badia Polesine. Questo qui, ecco, è una bella cosa, perché due amministratori hanno presentato la loro esperienza ed vedi, qui c'è la cartina di dov'è Badia, delle autostrade, e hanno presentato la loro esperienza di 10 anni dove hanno fatto delle cose eccezionali. Io per esempio consiglierei agli amministratori di Portoviro di presentare un libro, di scrivere un libro e presentare la loro esperienza di 94-2004, perché hanno fatto cose incredibili, la fusione, i tanti soldi che sono arrivati, il ruolo che è cambiato, perché i badiesi, Badia in quei 10 anni ha spostato un'autostrada, perché la famosa Pirubì che doveva ancora partire, loro l'hanno sollecitata insieme a tantissimi altri amministratori, tantissimi altri loro colleghi sindaci, ma doveva sbucare a Rovigo, non in Alto Polesine. Loro hanno optato, proposto, mostrato che si poteva spostare e spostarono il tracciato, cioè furono molto, molto bravi, e quindi la presentazione di questo libro lo segnalo perché la nostra provincia ha bisogno di credere di più in se stessa. Questo l'abbiamo già detto tante volte. E quindi dobbiamo aiutare che si faccia. Lo sai che sta facendo la stessa cosa su suggerimento di Luigino, insomma di un giornalista di Boccassetti di Prototolle, su tutti i sindaci dal 72 a Pizzoli da adesso. Osteria. Sì, la presenterà a Natale. È una cosa interessante. E lui sta scrivendo. Sì, come si chiamava il sindaco? Zanetti. Luigino Zanetti, fratello di Roberto. Ha fatto questa iniziativa, mi ha anche coinvolto, mi ha fatto piacere che mi ha coinvolto, e ogni sindaco farà in questo libro, c'è stata la presentazione in sala consigliare, e ogni sindaco ha spiegato, cominciando da Bruschi fino a Pizzoli. Bruschi è stato più o meno quello che ha seguito per primo, tu poi eri consigliere di Bisaglia, no? Ero segretario di Bisaglia, non ero più di Portotolle, ma ero però quindi anche tu hai vissuto questo? Diciamo l'ho vissuto molto indirettamente. Ah sì, non proprio come protagonista? No, ero giovanissimo, cioè, la centrale di Polesine Camerini parte nel 1970 e io avevo nel 70, sono andato nel 55, avevo 15 anni, quindi non. E tu sei diventato segretario di Bisaglia? Nell'83. Allora la domanda al volo: quanto deve rimpiangere la provincia di Rovigo di non avere un Bisaglia? Infinito. Anche io ho questa impressione, io non ho conosciuto Bisaglia, al di là di quello che può aver fatto o non aver fatto, però non avere un politico di quel calibro purtroppo ha penalizzato molto la nostra provincia. Cioè, il problema è che si fa il confronto fra averlo e non averlo, e quindi la straordinaria esperienza, muore giovanissimo, poco più di 54 anni, e avrebbe potuto, cioè, la nostra è una provincia che avrebbe potuto conoscere
destini e obiettivi, partecipare da protagonista a cose molto più importanti di una piccola provincia periferica, perché in realtà siamo periferici non per i numeri, ma per le città che ci schiacciano, ma anche per un atteggiamento nostro. È quello che noi dobbiamo cambiare. Secondo te perché non siamo più riusciti a partorire un politico di quella? Quello non ci sono regole. Lì ci sono Professor strane. Maggi, lì è come dove uno nasce e dove va a vivere. Perché la grande capacità di Bisaglia ovviamente è esplosa a Roma, partendo dal Veneto, ne hanno apprezzato le qualità. Se fosse nato in Ruanda probabilmente non avrebbe Qui ci potuto. sono alchimie, come diceva Battiato, alchimie celesti. Sì, queste sono cose. Comunque, tornando al libro, è una bellissima iniziativa che io rimostro e vorrei sollecitare altri amministratori che hanno fatto, o anche capitani d'industria, che hanno fatto cose importanti nella provincia e le possano descrivere essendo di esempio per altri, perché nulla più dell'esempio ti aiuta. È vero. Nulla più dell'esempio ti aiuta, perché tra l'altro il polesano, il rodigino, come tutti dice, osteria, se che ha fatto io potrei fare anche a me, se ho qualche idea. E infatti il professor Maggi, lei che cosa l'ha animata? Vedere tanti altri, sopra anche a me, ed è partito. È vero. E quindi ecco gli aspetti positivi anche dello sprizzetto che descrive le cose. Quanto è positivo il mio amico Renzi. Vabbè, niente, ancora non è arrivato niente. No, qui continua a non arrivare niente. L'altra volta è come ieri, è come ieri. Sì, abbiamo bevuto fuori onda. Ieri non abbiamo preso niente, oggi, ma ci daranno domani. Va bene. Cosa dice il professor Maggi? Che ci diano domani. Domani forse con la montagna di patatine, eccetera, eccetera. Ecco, allora ci diamo appuntamento a domani sperando nelle patate. Arrivederci, buona giornata. Questo spettacolo è orribile. Ma Ventoso, Disgustoso. ci torniamo ancora? Sicuro.